Heather McPallister. Segno fortunato del 14 dicembre 2021 con la luna che si trova nel segno del Toro. Sarà il Toro stesso che sente essere giunto il momento di riprendere in mano la sua vita, mentre il segno sfortunato per questa giornata sarà il Leone, che con la luna storta ha l'impressione di avere una gran sfortuna. Sergio e Veronica, segno Leone. Percepisci troppa rigidità ed imposizioni che non ti piacciono ed innervosiscono. La luna poi ti chiede di prendere del tempo per te stesso, quando tu adori essere al centro dell'attenzione. In questa giornata potresti anche prendere delle decisioni avventate con Marte che ti vuole molto attivo. Proprio come sta succedendo in Catalogna, che sta valutando di togliere dai cortili delle scuole le porte dei campi da calcio per rendere gli istituti meno maschilisti. Lo sport è per tutti, sia maschi che femmine, e togliere quelle poche attrezzature sportive che ci sono nelle scuole non favorirà di certo la parità tra i sessi. Adesso capisci perché ti consiglio di stare a bocce ferme. Amore, la luna stortissima di oggi rende tutto fastidioso e carico di nervosismo. Per evitare gli scatti d'ira ti sei autoisolato nella tua caverna. Ti lascio lì tranquillo fino a domani. Lavoro, potresti decidere che tutto quello per cui ti sei impegnato fino ad ora è sbagliato e mandare tutto gambe all'aria. Ti avviso subito che non è la giornata per fare le rivoluzioni. Preparati un bel infuso con tutte le erbe rilassanti che conosci. Salute, decisamente nervosetto e ti sembra impossibile far passare questa sensazione di fastidio nei confronti di tutto e di tutti. Un po' di solitudine non guasta. Il consiglio del giorno: fai come le 3 scimmiette: non vedo, non sento, non parlo ed io vi aggiungo, non agisco. Voto 6,5. Salvo e Gabriella, segno Sagittario. Valentino Rossi si è appena ritirato dalla scena sportiva e ha deciso di salutare calorosamente tutti, dai tifosi alle autorità. Di recente è passato a trovare anche il presidente Mattarella, omaggiandolo con uno dei suoi caschi da corsa su cui attare la dedica per Sergio: un grande abbraccio. Sagittario mio, anche tu in questo periodo caotico con la tua fitta agenda potresti finire per incontrare il presidente, stringergli la mano, dargli un bacino ed augurargli buon Natale con la stessa disinvoltura di Vale. Stai seguendo alla lettera i consigli di Marte, che ti dà grande carica ed essenzialità, e si vede. Potresti mandare un messaggino con la richiesta di qualche consiglio all'intelligente Mercurio che ti ha lasciato. Magari ti risponde. Amore, gran vigore e desiderio di espandere i tuoi territori di conquista, sei decisamente agguerrito. Vedremo se sarà anche l'atteggiamento giusto per portare a casa il risultato. Lavoro, ottime le prestazioni anche in ambito lavorativo. Tutto avanza di gran passo. Salute, hai un'agenda fitta e caotica, va bene che sei carico ma non esagerare. Il consiglio del giorno: forza, esuberanza, decisione, tutto molto bene, ma un pochino meno. Pier Giorgio, segno Gemelli. State vivendo un periodo carico di tensioni ed insicurezza, e se Mercurio, il pianeta del pensiero, si è allontanato dall'opposizione ridandovi un po' di leggerezza, Marte è entrato e vi ha subito pestato i piedi per rendervi nevrotici. Questi momenti di stress, miei cari, non capitano solo a voi. Pensate a Simone Biles, che durante le Olimpiadi si è ritirata da alcune competizioni a causa di disturbi d'ansia ed improvvisi blocchi. La rivista Time ha deciso di nominare Simone atleta dell'anno perché proprio quando gli occhi del mondo erano tutti puntati su di lei ha saputo di dire basta e pensare alla sua salute. Questa è una lezione da imparare. Amore, inspiegabilmente avrete grande desiderio di stare a casa per farvi coccolare dalla vostra mamma. Siete i miei bamboccioni preferiti. Lavoro, con Mercurio che si è levato dalle scatole, avete ripreso confidenza con la tastiera del vostro computer. Non vi sembra vero? Salute, chi lo ha detto che per allenarvi avete bisogno di andare fino in palestra? Con un bel elettrostimolatore seduti sul divano il gioco è fatto. Il consiglio del giorno: prendetevi un giorno di pausa per coccolarvi e ricaricarvi, domani sarete come nuovi, o quasi. Voto 6,5. Covalero, Ariete. Questo cielo ti sta togliendo forza e fiducia, e nonostante la nuova compagnia di Marte, Venere continua a tenerti sotto scacco. Anche i giallisse devono sentirsi come te, che dopo la grande vittoria al Festival di Sanremo nel 1997 hanno continuato a candidarsi per poter partecipare alla rinomata Kermesse, ricevendo sempre risposta negativa. La tua astrologa del cuore ti è sempre vicina e ti spinge a non mollare. La prossima volta potrebbe andare meglio. Amore, senti la necessità di un caldo abbraccio e tante coccole. Sei un tenerissimo cucciolone. Lavoro, ti presenti in ufficio in perfetta tenuta da soldatino, ti stai proponendo come braccio destro del capo. Complimenti per l'audacia.
Salute, oggi per allenarti potresti fare sollevamento pesi, e magari riusciresti a risollevare anche i tuoi pensieri. Il consiglio del giorno, canta che ti passa, si suol dire, ma scegli accuratamente la canzone giusta. Claudio, Ariete. Questo cielo ti sta togliendo forza e fiducia e nonostante la nuova compagnia di Marte, Venere continua a tenerti sotto scacco. Anche i Giallisse devono sentirsi come te che dopo la grande vittoria al Festival di Sanremo nel 1997 hanno continuato a candidarsi per poter partecipare alla rinomata Kermesse ricevendo sempre risposta negativa. La tua astrologa del cuore ti è sempre vicina e ti spinge a non mollare. La prossima volta potrebbe andare meglio. Amore, senti la necessità di un caldo abbraccio e tante coccole. Sei un tenerissimo cucciolone. Lavoro, ti presenti in ufficio in perfetta tenuta da soldatino, ti stai proponendo come braccio destro del capo. Complimenti per l'audacia. Salute, oggi per allenarti potresti fare sollevamento pesi, e magari riusciresti a risollevare anche i tuoi pensieri. Il consiglio del giorno, canta che ti passa, si suol dire, ma scegli accuratamente la canzone giusta. Sebastiano, segno Vergine. Con il Natale che si avvicina i più appassionati spediscono gli auguri con la foto del ritratto di famiglia. Il duca e la duchessa di Cambridge, ovvero Kate e William, hanno pubblicato la loro cartolina di Natale. Il ritratto con i loro bambini durante le vacanze in Giordania è, come sempre, stupendo e tu con la grazia di Venere e l'astuzia di Mercurio ti saresti potuta armonizzare perfettamente tra i reali. Probabilmente per metterti ancor più in risalto, come ti suggerisce l'agguerrito Marte avresti scelto una posizione di primissimo piano così da oscurare la bella duchessa. Amore, non hai alcun bisogno di metterti in gara, sei irresistibile anche al naturale. Lavoro, come un'ape operosa sei già in pieno ritmo lavorativo. Anche i colleghi in ufficio si esaltano. Salute, con l'entusiasmo ritrovato non ti ferma più nessuno. Il consiglio del giorno, senza accorgertene stai pestando i piedi a tutti. Sei sicuro che devi essere sempre il primo della fila. Liliana, segno Toro. Durante il periodo che anticipa le feste si nota un meraviglioso divulgarsi di manifestazioni di affetto e di solidarietà. A Napoli infatti Kevin Malquit, difensore della squadra partenopea, ha deciso di offrire pizza e bevande calde ai senza tetto durante queste fredde notti. Proprio nel tuo stile mio caro Toro, la luna di oggi ti porta a voler aiutare e confortare gli altri prendendotene cura e con Venere promotrice di attività benevole affiancata da Mercurio le idee culinarie di certo non mancano. Amore, oggi mio caro sfodererai tutte le tue grandi tecniche di seduzione. Proprio come piace a te l'atmosfera prenderà dei toni appassionati e goderecci ed il tempo sembrerà fermarsi. Lavoro, saprai rivolgerti alla tua assistente con estrema calma e premura e in ufficio tutti saranno contenti del tuo ritrovato buon umore. Salute, hai ritrovato la tua forma fisica finalmente. Per prepararti al Natale hai deciso che sarebbe meglio scolpirla un pochino. Il consiglio del giorno, come una brava mamma, a casa tua il frigorifero è sempre pieno, quasi quasi oggi ne approfitto per una merenda a casa tua, che ne dici?